Siamo a parlare dell'anno 2022. 2022 un anno di ricrescita, un anno di stop, come è cominciato, come finirà? Il 2022 si prospetta come un anno di crescita in linea con quanto si è registrato nel 2021. Vediamo però delle nubi all'orizzonte, determinate da due fattori per noi incontrollabili e che ci stanno destando delle preoccupazioni. Il primis è una recrudescenza della pandemia che sta in qualche maniera falcidiando in termini di presenza nelle aziende del personale. Il numero dei contagi purtroppo è tornato a livelli preoccupanti e quindi le nostre aziende stanno registrando l'assenza per malattia di diversi collaboratori. Confidiamo che comunque sia una situazione breve e che nel giro di qualche settimana il tutto venga ristabilito e si possa tornare alla piena operatività. L'altro fattore invece che però ci sta preoccupando in maniera molto importante è quella del costo energetico e più in generale delle materie prime. Sono dei fenomeni che noi difficilmente possiamo controllare, sono di ordine nazionale se non addirittura europeo, perché ci vedono in qualche maniera stretti all'interno di equilibri e di forniture internazionali e che però hanno un impatto devastante sui nostri bilanci. Basti pensare al costo di energia elettrica e gas, che fra di loro sono strettamente correlati, che sono quintuplicati nel corso degli ultimissimi settimane del 2021, ma purtroppo anche in questo rientro dall'inizio gennaio 2022 si stanno confermando. Le proiezioni ci dicono che questi costi rimarranno alti per tutto il 2022. Confidiamo che si possano trovare e abbiamo sollecitato anche tramite Regione Veneto il Ministero Sviluppo Economico affinché possa intervenire in maniera strutturale. Degli interventi così spot possono essere sì di aiuto per limitare gli effetti, ma non sono la soluzione del problema. Noi abbiamo necessità di scelte strutturali di medio-lungo termine, perché è un paese il nostro trasformatore, importatore, e quindi è necessario trovare degli interventi, trovare delle soluzioni che siano strutturali. A livello di bandi e di agevolazioni il 2022 ha già dato qualche segnale, le figure che predisposte, oppure siamo ancora in attesa di avere delle informazioni? 2022 senz'altro sarà un anno fondamentale in quanto abbiamo due elementi importanti. Il primo, l'avvio del POR, che è la programmazione dei finanziamenti europei a livello Regione Veneto, programma 2021-27 che partirà in queste settimane e che prevede 2,06 miliardi a disposizione del Veneto. Ma ricordo questa misura poi strutturale per i prossimi anni con quello del PNRR, che si aggiunge ai fondi di programmazione regionale e che rappresentano un treno che assolutamente va colto, in quanto va proprio a sostenere tutta una serie di investimenti sia materiali che immateriali che potranno dare quindi un input al nostro sistema produttivo e in genere a tutto il nostro paese in termini di riposizionamento. Basti pensare a tutti i fondi sull'efficienza, sulla sostenibilità che fa il paio sul tema appunto anche dei costi energetici, perché se non possiamo incidere sulle materie prime però possiamo interagire, possiamo intervenire su quello che è il minore utilizzo di materie prime, maggiore efficienza e quindi poter in qualche maniera intervenire su quell'aspetto.